guys, welcome today in this new video of my channel. Ora è tardi per chiedere scusa. Sì, lo so che ti ho lasciato andare. È tardi per dire mi dispiace. Bella raga, qui Pedro e bentornati qui oggi sul mio canale. E oggi signori siamo finalmente tornati con un nuovissimo video. E come avrete letto dal titolo, oggi siamo con un'altra parodia, visto che vi piacciono tantissimo. E siamo qui con un ospite, con una parodia su un cantante, sempre se cantante si può chiamare, che non portavo sul canale da tantissimo tempo. E stiamo parlando proprio di Samuele Nisi. Respira, chiudi gli occhi e scatta, e scatta. Oggi raga, infatti siamo qui per fare la parodia di una sua nuova canzone che è uscita 3 mesi fa. Raga, perdonatemi, sto arrivando in ritardo sulle cose, non è colpa mia. Prima di cominciare però vi devo invitare a lasciare un bel mi piace. Raggiungiamo almeno i 400, quindi lasciate like già da adesso. E raggiungiamo i 400 mi piace se volete un'altra parodia. È una cosa importantissima perché ho intenzione di fare una cosa bellissima che piacerà a tutti voi. Però per farla dovete seguirmi su Instagram, mi uscirà scritto qua sopra. Tra l'altro mi ha appena seguito un ragazzo su Instagram, bravissimo, si chiama Alessio. Lo saluto nel dubbio, anche se non saluto più nessuno nei video. Ha solo di chitarra iniziale che ti trasmette proprio la neomelodicità pura nel sangue. Te la trasmette proprio, hashtag neomelodicità. Tutti quelli che lo scrivono correttamente, hashtag neomelodicità, io gli rispondo e gli metto il cuore al commento. Daniele De Martino e Daniele Marino, ovi tale e quali, la brutta copia. Un'altra serata da sballo stasera. Non voglio sentire proprio niente, ma voglio soltanto. No Samuele, tranquillo, non se n'è minimamente accorto che gli hai spostato il braccio per prendere l'asciugamano. Tranquillo, non se n'è accorto. Diverti. Almeno cerca di scappare dalla porta, non scappare contro un muro. Tu sicuro se devi scappare da un inseguimento da qualcuno pigli mazzate, sicuro. Ci sta quella comitiva che ci conosciuto, se gli offro da bere. Cioè, sta provando le frasi, le pose davanti allo specchio. Davvero sta provando le frasi che dovrà dire. Oh Gesù. Sicuro con me ci vanno sta. Ma la smetti, mo ci credo come cresce sto ragazzino con uno come attenda a casa. Lo vede che bello e buono, s'appiccica contro lo specchio. Mo si piglia a cazzotta solo contro lo specchio. Ma dove credi di andare stasera? A casa non voglio restare. Io quando lo sento cantare a Samuele lo sento tipo sforzato, non so perché. Voglio che a me porti con te. Lo sento sforzato, raga, non so perché. Ma che ti sei messo in testa, si pensa che vado con me può venire. L'ha chiusa a chiave, l'armadio l'ha chiusa a chiave. Io voglio vedere, l'armadio l'ha chiusa a chiave, raga. Si è visto che ha girato la chiave. Dai, non farmi ritardare, che aspettano a me. Vabbè. Aveva chiuso a chiave. Era troppo bello se poi tutto il video stava chiuso la chiave. Sarebbe stato troppo bello. Non ti permettere. Cioè vabbè raga, lui è sceso alla velocità della luce. Era chiuso in casa, era chiuso dall'armadio, si è liberato e si è pure ficcato in un cofano della macchina. Musica ad alto volume, con tutto il tempo ne voglio ballare. Non t'ha visto nessuno. Oh, puoi stare tranquillo, ti sei proprio mimetizzato e ti sei nascosto. Fatemi uscire là fuori. Mangi pure la mano, che è già la seconda volta che faccio così. Cioè pure, se la sta mangiando. Lasciami un poco fare, te faccio pure cosa posso inventare. Sempre con questa ci prova. Sempre, sono 3 video mi sembra che ci sta provando sempre con questa. Ma non capite che tiene 10 anni chi te? Ma cosa stai combinando? Non voglio guardare, mamma mia che figure. Vabbè, allora so io che non so fare con le ragazze. So io che sto sbagliato. Va bene.
ma dimmi che ci fate male. No, frate mio, è inutile che ti metti così. Guarda, abbiamo lo stesso problema. È inutile, guarda. Io ti do pure, ti do pure la mano. Ti allungo la mano, pigliala, dammi un pugno, 5, quello che vuoi. Abbiamo lo stesso problema. Non ci può fare niente, lascia stare. Non mettiamo no, lascia stare. Non ti permettere Canada. Paris, ma non Ace. Quanti l'hanno capita? Quanti l'hanno capita? Non ti permettere più a fastidio. Stava cadendo, raga, stava cadendo. L'avete visto che si è aggiustato la sedia? Stava cadendo. Perché non giuro faccio papà. Sei un disastro atomico nella mia vita. Solo femmine, quello è l'unico maschio. Kill o creatura sono gli unici maschi nella discoteca. Sono tutte femmine. Mo o sono entrati per sbaglio in una discoteca lesbiche, oppure che sia la discoteca più bella del mondo, perché non si spiega. How Italians rimorchio de ragazze. Quindi raga, io spero vivamente, ma proprio vivamente, che questo video vi sia piaciuto. Lo sapete già, ogni volta ve lo dico che mi dovete dire se la parodia vi è piaciuta, perché per me quando le registro so brutte. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, vi uscirà scritto qua sopra, di lasciare un mi piace, arriviamo a 400 like per una prossima parodia su Daniele De Martino, Samuele Nisi o qualcuno che mi consiglierete voi nei commenti. Ovviamente di lasciare un commento, soprattutto di condividere il video, perché dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti se volete. E soprattutto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella. Per vedere tutto io vi do un bacione, un salutone, stay fighters and never back down.